L'edizione di oggi però si apre parlando di telefoni cellulari, apparecchi che ormai sono nella nostra quotidianità, anche se è ancora ampio il dibattito sui possibili danni che potrebbero provocare alla nostra salute. Maurizio Colombo. L'utilizzo degli smartphone è praticamente indispensabile nelle nostre giornate, però questi dispositivi funzionano attraverso delle onde elettromagnetiche. Possono essere dannose? E se sì, come possiamo difenderci da esse? Cerchiamo di scoprirlo. Non esistono certezze scientifiche sulla dannosità delle onde emesse dai cellulari. Indubbiamente nell'ultimo decennio la tecnologia all'interno dei nostri dispositivi si è evoluta e potenziata. Il segnale trasmesso dagli smartphone è molto forte, dovendo agganciare la più vicina cella telefonica senza l'ausilio di un'antenna esterna. L'ARPA del Friuli Venezia Giulia ha prodotto un decalogo di buone norme riguardo un più sicuro utilizzo degli apparecchi mobili, semplici promemoria della cui utilità si è fatto portavoce anche l'Osservatorio Sicurezza Vega. In primis il veto di fornire i bambini di cellulare fin dalla tenera età. I bambini sono soggetti fisicamente più fragili, quindi la maggiore attenzione va rivolta a loro, anche perché hanno un'aspettativa di vita molto più lunga rispetto agli adulti. Le precauzioni da adottare sono quelle di evitare di utilizzare il telefono, i cellulari in nostra vicinanza e in trasmissione, quindi evitare lunghe telefonate con l'apparecchio vicino al corpo. Vicinanza e contatto andrebbero dunque controllati. Inoltre durante la notte è buona regola tenere il cellulare a circa 1 metro in modalità aereo, evitare le chiamate con poca copertura o a bordo di auto e treni, in quanto l'apparecchio lavora aumentando la propria potenza di trasmissione. Meglio limitare il contatto diretto col dispositivo utilizzando auricolari o il vivavoce. Meglio anche mantenere una certa distanza dai modem wifi, in particolar modo durante la fase di download o upload. Penso che ci siano comunque dei danni associati comunque alla wifi, alla rete in generale. Tu cosa fai per prevenire? Onestamente nulla. No, sì, io ci credo e infatti prima di andare a dormire spengo sempre il telefono ogni volta. Sicuramente crea dei danni e certo, però è difficile comunque controllare l'uso del telefono. Sarà una componente che può essere dannosa, ma non, cioè ormai tutti li usiamo, dunque. Sì, perché comunque di notte ci sono molte onde elettromagnetiche. Anche un'altra cosa, di spegnere il wifi a casa sempre. Quella è una cosa molto importante. Sebbene sia ancora difficile trovare una conferma unanime da parte della scienza, ognuno può agire preventivamente. Maggiori studi sulle onde elettromagnetiche non tarderanno ad arrivare.